Radio 3 Scienza. Viaggio al centro del CERN, un audiodocumentario di Roberta Fulci, regia di Costanza Confessore. Non vediamo l'ora di ripartire con la presa dati e siamo sicuramente impazienti perché si apre una nuova fase dell'acceleratore, andiamo a un'energia raddoppiata, quindi veramente siamo pronti a nuove scoperte. LHC è in manutenzione. I 27 km di acceleratore del CERN a Ginevra sono inattivi. Da febbraio del 2013 tecnici e scienziati si danno da fare per ricontrollare ogni singolo millimetro di questo immenso anello sotterraneo, perché presto l'interruttore sarà riacceso. Il tunnel sarà di nuovo percorso da fasci di particelle lanciate praticamente alla velocità della luce e tutti gli esperimenti vorranno ricominciare a incamerare dati. Fino a quel momento LHC si può visitare. Tantissimi gli italiani che ci lavorano e che incontreremo. I 4 esperimenti principali sono in 4 punti diversi dell'anello. Il primo che visitiamo si chiama Alice. Prima di scendere bisogna indossare un elmetto, giù non si può mangiare o bere e bisogna sempre seguire la persona che ci guida. Un ascensore ci porta a 100 metri di profondità. Tutto appare complesso, monumentale, molto colorato e c'è un sacco di rumore. Scusami, ma questo ronzio di fondo è solo la ventilazione? È la ventilazione, sì. Anzi, qui non è neanche tanto male. Ma non vi dà fastidio lavorare in queste condizioni? Ci sono dei tappi per le orecchie, in realtà. Cioè, chi deve lavorare qui sotto per tanto tempo normalmente utilizza delle protezioni per le orecchie. È fastidioso, ma non è rischioso. Ci sono delle zone in cui il rumore potrebbe anche essere pericoloso, allora una protezione per le orecchie e per l'udito diventa parte dell'equipaggiamento. Quello è il punto di ingresso del fascio, quella viene smontata e ci si collega al tubo a vuoto che fa i suoi 27 km. Quello è il punto da cui entra il fascio nell'esperimento. E poi vedete le strutture una dentro l'altra che formano tutto l'apparato. Tutto quanto è immerso in un campo magnetico che è generato con questo grande magnete che ha questa struttura rossa di ferro. Per darvi approssimativamente le dimensioni, questa struttura sono 8.000 tonnellate di ferro, la Torre Eiffel sono 7.300, quindi se voi prendete la Torre Eiffel e la sciogliete tutta non riuscite a fare questo oggetto qua. Lo scopo di Alice è riprodurre le condizioni della materia una frazione di secondo dopo il Big Bang. Un altro dei 4 esperimenti maggiori, LHCb, è attivo anche ora e quindi non si può visitare. Per trovare nuova fisica si ha un approccio, se volete, multidisciplinare. Voi potete immaginare di avere davanti a voi una scatola e volete sapere se questa scatola contiene nuova fisica. Allora ci sono 2 modi ovviamente per sapere se questa scatola contiene nuova fisica. Uno che è l'approccio di Atlas e CMS, quello di rompere la scatola e guardare cosa c'è dentro, quindi produrre nuove particelle direttamente nella collisione protone-protone. L'altro è l'approccio della fisica del sapore, di cui LHCb è uno degli esperimenti attualmente l'unico che sta funzionando, è quello di scuotere la scatola e ascoltare se dal rumore della scatola si può dedurre la presenza o meno di nuova fisica. Dato che LHC non è in funzione, possiamo visitare anche alcuni tratti del tunnel al di fuori delle aree degli esperimenti. 27 km di circonferenza, 100 metri sottoterra. Il fatto che sia sottoterra non è per proteggerci dalle collisioni, dalle radiazioni, ma e soprattutto perché sottoterra c'è la struttura rocciosa della montagna qui vicino, la molassa, che costituisce un fondo molto stabile per la nostra macchina. Infatti le particelle che circolano nell'LHC devono avere una precisione nella loro traiettoria di qualche centinaio di micrometri, 0,1-0,2 millimetri. Immaginate di costruire una macchina del genere in superficie, vicino a... innanzitutto avremo un problema con gli ecologisti, perché 27 km di circonferenza liberi non si trovano, avremmo dovuto abbattere alberi, tagliare le strade, eccetera, eccetera, avremmo avuto sicuramente qualche problema. Ma soprattutto immaginate una strada vicino, un camion che passa, sapete tutti qual è l'effetto delle vibrazioni di un camion, sarebbe sufficiente a perturbare i nostri esperimenti. I 2 tubi in cui circolano i 2 fasci sono ben evidenti. Là vi faccio notare che abbiamo un solo tubo, un unico tubo, perché una volta che usciamo dagli archi per avvicinarci al punto di interazione, le particelle vengono fatte convergere dai 2 tubi, che normalmente sono separati di 20 cm circa. Le particelle vengono fatte convergere, immaginate 2 fasci in direzioni opposte, comunque vengono fatte convergere, per cui ad un certo punto la loro distanza è talmente ridotta che rientrano in un tubo unico, ovviamente per poi essere
per poi arrivare nel centro, il punto dove incrociano, che è all'interno degli esperimenti. Vediamo dei tubi che sono grossi. In realtà dovete immaginare che i nostri fasci di particelle, che normalmente per i 27 km di distanza hanno una dimensione di qualche millimetro, all'interno degli esperimenti sono ridotti in taglia fino a qualche decina di micron. Ovviamente in questo momento non c'è elio, perché prima di tutto siamo in stop, e anche perché sennò voi non avreste il permesso di camminare qua tranquillamente, perché se ci fosse una fuga d'elio. Come vedete io sono munito di quella che si definisce una maschera, noi la chiamiamo biosele, una maschera in francese, maschera autosauveteur, significa praticamente una bombola che ha una mezz'ora di autonomia. Nel caso fossimo nel tunnel, c'è una fuga d'elio, mettiamo la maschera e possiamo tranquillamente uscire dal tunnel. Gli esperimenti sono lontani uno dall'altro e per spostarci prendiamo un pulmino. Gli altri 2 esperimenti maggiori sono CMS e Atlas, quelli che hanno scoperto il bosone di Higgs. Ma perché 2 esperimenti diversi per uno stesso scopo? Approfitto di un incontro alla caffetteria del CERN per farmi spiegare la differenza. È importantissimo in questi esperimenti misurare la carica e la quantità di moto, l'energia delle particelle che fuoriescono dalla collisione dei protone-protone. Quindi per far questo abbiamo bisogno di un campo magnetico. Il campo magnetico di Atlas e di CMS sono diversi, cioè la concezione, l'idea iniziale è di scegliere un campo magnetico diverso. Atlas ha un campo magnetico che è fatto da bobine che sono degli anelli molto grandi che vengono disposti tutto intorno come se fosse un cilindro, e queste bobine sono in aria. Ci sono 8 rettangoli disposti ad anello che creano la struttura. Il fatto che siano in aria e il fatto che il campo che producano sia la metà di quello di CMS fa sì che la struttura di Atlas sia così grande, sia questi 45 metri di lunghezza e circa 25 metri di altezza. CMS invece ha deciso di usare un solenoide, che è una bobina, un cilindro banalmente, che però ha bisogno per funzionare del ferro che lo circonda, in modo che le linee del campo magnetico possano passare all'interno del cilindro, fuoriuscire e rientrare dall'altra parte. Per cui è proprio il concetto di come riveliamo un po' le particelle che è diverso. Alla fine del 2011 entrambi i responsabili degli esperimenti, all'epoca Guido Tonelli per CMS e Fabiola Gianotti per Atlas, fecero un seminario. E dal seminario appariva una primissima evidenza della particella di Higgs. Ovviamente nessuno ha mai detto che ci fosse la scoperta a quel punto, ma se si guardano i grafici ora l'indizio era là, ed era là non solo perché entrambi gli esperimenti dicevano c'è qualcosa, ma perché entrambi gli esperimenti ce l'avevano in 2 canali diversi e allo stesso valore della massa dell'Higgs. Quindi è proprio veramente una forza. Anzi, c'è una regola con cui gli esperimenti, se hanno un'evidenza di una scoperta, qualunque essa sia, devono comunicarlo al direttore del CERN. Il direttore del CERN lo comunica all'altro esperimento e l'altro esperimento ha una settimana di tempo per verificare se trova la stessa cosa. Dopodiché, se entrambi gli esperimenti vedono la stessa cosa, annunciano la scoperta insieme. Se l'altro esperimento non vede nulla, il primo esperimento che ha dato l'indizio può dichiarare di aver visto qualcosa. E questa è una regola che è stata scritta proprio perché non si vuole uscire con qualcosa che poi non è una vera scoperta. E nel caso del bosone di Higgs, come mai i 2 esperimenti hanno trovato qualcosa praticamente nello stesso momento? Diciamo che entrambi gli esperimenti hanno tenuto il segreto il più possibile. È anche vero che le comunità sono appunto dell'ordine di 2.000-2.500 persone per comunità, e che ci sono molte coppie, marito e moglie, compagno e compagna, che stanno uno in un esperimento e uno nell'altro. Sull'edificio di Atlas c'è un disegno gigantesco che riproduce l'esperimento sotterraneo. Il disegno copre tutta la facciata del palazzo, ma l'esperimento vero è ancora più grande. Allora, il metto, questo è fondamentale perché ci può cadere qualcosa addosso. No? Sembra che il sistema degli ascensori sia più controllato, più complicato di quello degli altri esperimenti. Allora, c'è un sistema di sicurezza veramente elevato, perché vogliamo sapere chi va giù e soprattutto vogliamo essere sicuri che
le persone ritornano su e che nessuno è lasciato perché o si è sentito male o è caduto. Di solito è obbligatorio andare con un telefonino o anche in coppia, almeno in 2, perché se uno si sente male è talmente grande la caverna che appunto potrebbe... E abbiamo dei sistemi anche in atto che monitorano la caverna in vari punti e si accorgono se c'è un oggetto in movimento che si ferma. E un oggetto in movimento è una persona, che poi se non si muove più, allora vuol dire che è una persona che si è sentita male. E abbiamo anche un sistema per capire se qualcuno è sceso, che anche sia ritornato, perché c'è la lettura che è registrata in questo dosimetro personalizzato, la lettura dell'iride. Quindi ci hanno fatto lo scan come Dan Brown, ci hanno fatto una foto. Film Angeli e Demoni. Sì, infatti ha preso l'ispirazione da questi sistemi. Quando noi siamo registrati, la ruota è quella che appare all'inizio del film di Angeli e Demoni, quella che volevo la sorpresa, scusa Anna, mi hai tolto la sorpresa. Vabbè, hai nominato l'iride. Entrare, ci si perde dentro questo apparato, si scala dappertutto, insomma. E l'operazione di montaggio nell'apparato non è facile, perché come avrete modo di vedere, questo apparato è alto 25 metri, quindi io, vi parlo di molti anni fa, ho dovuto fare un corso particolare, quelli che fanno scalatori, sì, gli scalatori, sì, per poter arrampicarmi su questo apparato con l'imbracatura e poter montare rivelatori. Chiaramente era molto più agile. E il corso, e qui sono molto severi nel fare questi corsi, e ho dovuto camminare sul cornicione degli edifici semplicemente attaccata con una corda, quindi io non sono uno scalatore, non sono neanche una persona particolarmente sportiva, quindi però ho fatto tutto questo per dimostrare ai miei tecnici, che avevano un po' paura, bisogna fare tutte queste cose, bisogna arrampicarsi su questo apparato, che se lo facevo io potevano farlo anche loro. E avevamo appena scoperto queste importantissime particelle, insomma, che hanno dato, insomma, una grande conferma al quello che si chiama il modello standard delle particelle elementari. E il professor Carlo Rubbia mi ha chiamato, dice: puoi fare da guida a un gruppo di studenti di un'università di Milano. E tra questo gruppo di studenti c'era pure Fabiola Giannotti. È incredibile, no? Io ero appunto laureata da poco e lei con altre 2 studentesse mi avvicina e mi dice: vorrei conoscere il professor Carlo Rubbia, è possibile? E io, era un sabato, avevo l'appuntamento con lui alle 4 del pomeriggio, e allora io ho detto a Fabiola e alle altre 2 studentesse: se Carlo Rubbia è di buon umore, allora chiedo gentilmente se vi vuole ricevere, e allora chiaramente potete parlare con lui. Se è di cattivo umore è inutile provarci, perché mi manda in primis a me e poi a voi a quel paese. Invece era di buon umore, quindi gli ha dedicato un'ora del suo tempo preziosissimo, e quindi Fabiola è rimasta affascinata da Carlo Rubbia, e devo dire è grazie a questo incontro fortuito diciamo che anche ha deciso di intraprendere questa strada. I fasci di particelle che corrono nel tunnel producono 40 milioni di collisioni al secondo, che sono poi selezionate e studiate dalle squadre di ricercatori che lavorano agli esperimenti.
Naturalmente sia Atlas che CMS hanno la loro control room, cioè una stanza dove i fisici controllano l'acquisizione dei dati. La sala di controllo chiaramente in questo momento è vuota perché non siamo in presa dati, perché l'HC è spento, cioè si lavora molto nelle caverne sotterranee, nel tunnel, ma non stiamo prendendo dati, quindi appare vuota. In realtà quando negli ultimi, dal 2009 al 2013, quando l'LHC è stato in operazione per 3 anni, questo è stato un luogo molto effervescente, pieno di gente, perché abbiamo avuto gente in turno, abbiamo delle turni di presa dati di 8 ore, ogni 8 ore cambia l'equipe che è in turno. E secondo me è uno spaccato di mondo, perché in realtà c'è gente di tutto il mondo che è qui, e soprattutto giovani, perché soprattutto di notte sono i giovani, perché quelli per tempatelli come me e Anna, che siamo sempre sui 35, però sempre un po' sulla fascia. Noi siamo al computer, esatto, casomai nei nostri uffici. Sì, ma poi soprattutto alla notte sono i giovani, quindi è bellissimo entrare qui, vedere questi giovani che lavorano, e chiaramente per loro è una grande responsabilità, è un grande onore in qualche modo essere responsabili del buon funzionamento del rivelatore, che è un oggetto, costa 500 milioni di franchi svizzeri, molto delicato, e poi c'è anche un po' una certa competizione sana con l'altro esperimento, per cui è molto importante che Atlas non perda neanche un minuto di presa dati, quindi che l'esperimento funzioni al meglio. È molto eccitante vedere quando LHC è in funzione, vedere questa sala operativa con tutte le persone che controllano la presa dati, e in qualche modo anche si parlano per dire ecco, questo rivelatore sta funzionando al 99,9% di efficienza, e sono tutti molto orgogliosi, perché la maggior parte di questi ricercatori che controllano sono quelli che hanno costruito i rivelatori. Poi ci sono chiaramente le persone che sono in turno, ma poi dietro c'è uno strato di persone on call, quindi di esperti. Se la persona in turno non è capace di risolvere il problema, chiama il primo esperto on call, e se quello non è capace chiama il secondo, il terzo. Sai cosa è successo una notte? Durante una presa dati, una notte alle 4 del mattino, ho ricevuto una chiamata dalla sala di controllo di Alice, e una persona mi dice: il gas system di Alice non funziona, puoi venire a dare un'occhiata. E io sono in Atlas. E qui invece è un'altra zona anche molto critica, che qui ci sta la responsabile del flusso di dati. Questo signore, la persona che sta qui, è responsabile di verificare che i dati vengono tutti assemblati correttamente, dopodiché trasferiti da qui sopra di noi, sopra le nostre teste c'è una batteria di circa 6.000 computer che fa una prima analisi dei dati per capire quali sono quelli che potrebbero essere interessanti. Quelli che sono interessanti vengono poi inviati sulla griglia, la grid. La griglia è essenzialmente quello che permette ai nostri colleghi, come vi ho detto siamo 2.000-2.500 e non siamo tutti residenti al CERN, anzi una minoranza è residente al CERN. Però ciò non toglie che ad esempio i colleghi che abbiamo in Nuova Zelanda possono avere accesso ai dati che abbiamo registrato circa 2 minuti dopo che la collisione è avvenuta. Quello c'è una bottiglia per ognuno degli eventi che abbiamo festeggiato. Dal momento in cui avevamo finito di costruire l'apparato, al momento in cui abbiamo visto i primi fasci, al momento in cui abbiamo trovato il bosone di Higgs, ce ne sono tanti certo. E poi ne approfittiamo sempre, non appena abbiamo una scusa facciamo festa. Durante il long shutdown, questo intervallo di manutenzione, i ricercatori che lavorano agli esperimenti non sono stati con le mani in mano. La mole di dati raccolti mentre LHC era attivo è impressionante e li terrà occupati ancora per un bel po' di tempo. Mentre loro studiano il materiale, chi è responsabile del funzionamento del tunnel si dà da fare per scongiurare incidenti futuri. Non so se vi ricordate, nel 2008 l'incidente, a pochi giorni dall'accensione della macchina, il fatidico, il drammatico 19 settembre, che fu il nostro 11 settembre all'epoca. Il 19 settembre del 2008, durante test elettrici, una delle giunzioni tra i magneti, che era malfatta, si scaldò, si ruppe praticamente, si aprì il circuito, si creò un arco elettrico che distrusse, fuse i tubi in cui sono contenuti le nostre busbar, i nostri cavi elettrici. Quindi l'elio che era contenuto si riversò
nel criostato a vuoto, perché dovete immaginare che all'interno dei criostati blu c'è il vuoto prima di arrivare alla massa fredda, quindi l'elio uscì, a contatto con la superficie calda si scaldò e quindi espanse, aumentò il volume. Il rapporto tra elio liquido e elio gassoso è di 1 a 700. Ci fu qualche tonnellata di elio che si riversò nel tunnel, quindi questo produsse un'espansione rapidissima. L'elio quindi che circolò prima di rompere la struttura di contenimento si espanse all'interno di questi cilindri nei magneti limitrofi, e in certe zone ci sono delle barriere a vuoto. Arrivò sulle barriere a vuoto, le spinse. Quest'onda d'urto fu tale che i magneti scesi nel tunnel a pochi giorni dopo l'incidente, e vi uno di questi magneti, uno dei dipoli principali che pesano qualcosa come 30 tonnellate, che era spostato di 60 cm dal suo punto originale. Quindi l'onda d'urto fu veramente spaventosa. E ovviamente a un certo punto si ruppe anche la struttura di connessione tra un magnete e l'altro, quindi l'elio uscì fuori. I pompieri, che furono i primi ad entrare, trovarono la neve all'interno del tunnel. Perché LHC ha bisogno del vuoto? LHC ha bisogno del vuoto perché l'obiettivo finale di LHC è di avere una certa energia delle collisioni, ma soprattutto anche una certa statistica, quindi il numero finale di protoni che devono collidere tra di loro deve essere massimizzato. Per effettuare questo, il percorso che il fascio fa da quando nasce all'inizio della linea di iniezione fino alle sue collisioni nell'LHC deve essere ottimizzato e non deve poter interagire con niente che si trovi sul suo passaggio. Però oltre a realizzare il vuoto, voi dovete anche cercare di migliorare e fare ricerca su come si raggiunge un vuoto sempre più vuoto. Sì. Lavoriamo soprattutto sulla modificazione dello stato di superficie dei materiali che sono a contatto con il vuoto diretto, perché bisogna sapere che è il materiale in superficie e i gas che sono contenuti nel suo volume in alcuni casi che contribuiscono maggiormente al degasaggio, quindi al rilascio di queste molecole in vuoto. Quindi in pratica questi materiali che vanno direttamente a contatto con il vuoto che voi volete creare devono essere fatti in modo da intrappolare eventuali molecole di troppo e al contrario evitare in tutti i modi di rilasciare invece. Esatto, praticamente trasformiamo quella che sarebbe una sorgente di rilascio di molecole in una trappola. Al CERN già si inizia a progettare la macchina che un giorno sostituirà LHC, ma nell'anello non si è ancora neanche raggiunta l'energia per cui è stato pensato. Nei prossimi anni qui si realizzeranno condizioni mai sperimentate prima e questo potrà portare a conoscenze che ancora non immaginiamo. La prima volta che si è parlato di LHC, che LHC è stato nominato in una qualcosa di scritto, è nel 1983, per cui insomma non è troppo presto, e per cui abbiamo incominciato a studiare altri tipi di macchina, una che è un'estensione di LHC, è un tunnel di 100 km che passerebbe da qui, passerebbe sotto il lago, intorno alla Salev che è là dietro, e ritornerebbe qui perché abbiamo tutte le altre macchine qui. La parte più facile è quella di farla passare sotto il lago, perché è l'unico posto dove siamo sicuri che non c'è l'acqua. Se ci fosse acqua sotto il lago non ci sarebbe il lago. Ma il resto è un pochino più complicato. Ci sono vari possibili modelli, uno è la supersimmetria, che ci piacerebbe tanto se ci fosse, perché ci dà un candidato naturale per la materia oscura. La particella neutralino dovrebbe essere il candidato naturale per la materia oscura. Poi ci sono modelli di extra dimension, per esempio la natura potrebbe a livello microscopico, super microscopico, potrebbe essere completamente diversa. Invece di essere costituita dalle 3 dimensioni spaziali e quella temporale, come noi siamo abituati a conoscere, cioè la coordinata x, y, z e il tempo, potrebbe essere fatta di più dimensioni.
e questo apre delle prospettive molto molto interessanti, la possibilità di scoprire il gravitone qui ad LHC. Il gravitone, ripeto, è un'altra particella elusiva che non abbiamo ancora trovato, è il mediatore dell'interazione gravitazionale, che per il momento non possiamo sperimentare qui ad LHC perché l'energia è ancora troppo bassa, però nelle ipotesi che esistono l'extra dimension, cioè che il mondo a livello microscopico è fatto di più dimensioni, abbiamo la possibilità anche di studiare la gravità a LHC e quindi di produrre mini buchi neri, di produrre il gravitone, quindi tutto un mondo nuovo, ricchissimo di scoperte. Ma questo non significa che LHC sia in grado di dirci nel giro di, non so, qualche anno se la natura è fatta di più di 3 dimensioni più il tempo? Sì. La presa dati dei prossimi anni già ci darà delle indicazioni se la natura è fatta e costituita a livello microscopico entro una certa scala di più dimensioni. Ma questo quindi potrebbe anche validare o escludere la teoria delle stringhe? Certo. Ci sono delle teorie che ci possono dire, ma per esempio la materia oscura potrebbe essere fatta da una particella che si chiama neutralino, però non l'abbiamo mai vista, magari la possiamo trovare. Ma io come ricercatrice, come ricercatore sono in qualche modo sono abbastanza agnostica da questo punto di vista, cioè noi siamo ricercatori perché cerchiamo e non sappiamo cosa troveremo, giusto? Se già sappiamo cosa andiamo a trovare, che ricercatore è? Cioè Allora, per me la cosa più bella sarebbe scoprire qualcosa che non è previsto, cioè una risposta a queste domande che non è quella che noi esseri umani con le nostre teorie abbiamo sviluppato, ma qualcosa che la natura, che è sempre più intelligente di noi, più elegante di noi, può aver deciso. Quindi penso che troveremo qualche risposta, qualche indicazione di risposta, non so quale, e spero che sia qualcosa che non ci aspettiamo. Le voci dei ricercatori che ci hanno accompagnato in questo viaggio al CERN sono quelle di Sergio Bertolucci, Tiziano Camporesi, Alessandra Ciocio, Roberto Covarelli, Anna Di Ciaccio, Michele Floris, Fabiola Gianotti, Paolo Giubellino, Chiara Pasquino, Nadia Pastrone, Mirko Poyer e Caterina Vernieri. Ci interessiamo all'esperimento in Antartide o all'esperimento al Gran Sasso che analizza le oscillazioni di neutrini, all'esperimento nello spazio che analizza il flusso di protoni, di elettroni e la simmetria elettroni-positroni. Ci interessiamo a tutto perché per definizione siamo fisici, siamo curiosi.